No, I'm not a writer. Ah, hai visto che ho fatto la barbetta? Più che altro, sai, la storia, diciamo, della barbetta qua, che è la prima volta che faccio un taglio alla barba, è che ero in un centro commerciale, no, a prendere non mi ricordo cosa, e vedo sto negozio bellissimo, sai che adesso c'è la moda delle barbe, e iniziano ad esserci questi negozi che fanno proprio barbe, c'è il vero barbiere, quello che fa proprio solo la barba, no? È tutto bello in legno, ho detto ma sì dai, viviamo anche questa esperienza, proviamolo, no? E allora là sono andato lì, mi hanno fatto tutti i riti, sai, le pettinano la barba, ti fanno gli impacchi con l'eucalipto, caldo, freddo, un'ora per tagliare la barba, però insomma dai, è stata simpatica e piacevole come esperienza. E così adesso sto continuando a farmi i segnetti finché non mi stanco, perché col caldo rompe le balle, sai. A me non è tanto che sono uno che desidera la barba, io non l'ho desiderata questa barba è nata col fatto che mi hanno sempre rotto i coglioni sia al lavoro vecchio che in famiglia, diciamo, e fatti la barba, il lavoro poi guai, c'è neanche averla di 1 millimetro là dove lo capisci? E quindi questo è un po' uno sfogo, no? Un po' come la Coca-Cola. Quando ero piccolo non mi ha mai fatto bere la Coca-Cola, sono andato via a vivere da solo e lì Coca-Cola tutti i giorni, cioè io ho smesso di bere Coca-Cola tutti i giorni circa un anno fa, adesso ho 35 anni, sono andato via a 18 anni, cioè capisci, anni di Coca-Cola, porca troia, ero tutto ruttale. Sì, pasta asciutta di sera, però vabbè, avevo voglia di pasta asciutta, cosa dovevo fare? Anzi, mi è rimasta la voglia del tartufo, vedi? Quindi tornando al discorso di prima, il fatto mi ha proibito il tartufo, io adesso lo bramo ancora molto più di prima al tartufo, quindi devo trovarmi un cazzo di sugo al tartufo adesso. Ascolta, buon. Ci aggiungiamo qualcosa? Allora, cosa abbiamo? Curcuma, curry, aglio, peperoncino, semi di papavero, semi di sesamo, insaporitore per patate, origano, vediamo, paprika dolce, cannella, no, peperoncino senz'altro, anzi no, aglio e peperoncino, qua c'è solo aglio, facciamo questo che è già misto, eccola, abbonda, un po' di pepe nero, sì, senz'altro, a me piace tantissimo questo, anche lì è il gesto che mi piace, vedi? Perché in Scozia, quando facevo il cameriere, andavo sempre ai tavoli col pepe nero, no? Gli dicevi black pepper, allora c'è chi ti diceva di sì, c'è chi ti diceva di no, poi gli dicevi parmesan cheese, parmigiano, formaggio parmigiano che costava molto, no? Là, e allora i barboni, sì, butta, faccio io, buah! Le comiche, cazzo. E vabbè, poi però ti lasciavano i 5 pound di mancia, che erano 15.000 lire belli pieni all'epoca, nell'anno in cui ero su io. No dai, non si può dire che gli scozzesi erano tirchi, anche perché veramente come cultura lì la gente era fuori tutte le sere a cena, i pub, io compreso, ho fatto una bella vita là, porca miseria. Ho fatto il sabato sera più figo della mia vita, durato un anno e qualcosa, stupendo. Quasi tutti ti giravano in taxi perché erano sempre ubriachi spolti, lì la polizia su quelle cose era molto severa, molto di manica larga su tante altre cose, cioè nel senso che era legalissimo tipo avere i marmittoni larghi come non lo so, una cloaca delle fogne, però no, niente, se andavi via ubriaco guai. Mi ricordo una volta ero in macchina con una tipa, non mi ricordo neanche come l'ho conosciuta, non mi ricordo neanche chi era, mi ricordo solo che l'hanno fermata la polizia, l'hanno presa, l'hanno portata via, hanno lasciato lì la macchina e io mi sono ritrovato in questa città che manco conoscevo, a piedi, per puro caso sono arrivato a casa, incredibile, bellissimo, cazzo quante ne ho vissute in quella Scozia, mamma mia che posto ragazzi, devo tornarci. Buon appetito! Sì, lì non ricordo se te l'avevo già detto, non hanno la mentalità del viaggiare, o perlomeno nel collettivo, ossia la maggioranza degli scozzesi. Non, ti dico, molti anche di 40-50 anni non avevano mai visitato Edimburgo, che è la capitale della Scozia, era 80 km da dove ero io, da Ayr. Mentre andavano sempre a Glasgow, che era 60. Centri commerciali, a pub, soprattutto a pub. Porca troia, mamma mia, credo di aver conosciuto tutti i pub della Scozia. Pub, discoteche, lì si chiamavano night perché poi il pub a mezzanotte mi pare aveva il coprifuoco, ti suonavano le candele,
dovevi finire quello che avevi in mano oppure andare via, non potevano vendere alcol, idem nei negozi, nei supermercati eccetera, però potevi continuare in questi night, capisci? E lì, perché la gente non conosceva il posto, io non avevo internet perché all'epoca non funzionava, oppure c'era il cavo rotto a casa, non lo so, non c'era gli smartphone, tutta la roba che c'è adesso, c'era l'internet di 56k, capisci? E allora niente, cioè io ho un po' visitato da solo, cioè vedevo i paesini vicini, Prestwick, non mi ricordo neanche che cavolo c'era lì vicino, vabbè, sono andato a Edimburgo per carità, ma a Tinbridge, loro dicevano Tinbrook in scozzese almeno, bellissimo, dove avevano girato Brevard, no? Te l'ho già detto. Che lì è da fare in bicicletta, stupendo, cioè ci arrivavamo, il capo praticamente di questo ristorante, che andavamo molto d'accordo, con i suoi amici avevano fatto società, avevano comprato un pezzo di questa foresta, no? E allora ci portava lì con la jeep, c'era un bel po' di strada da fare, si prendeva il ferry boat, si attraversava, si arrivava lì e andavamo in questa baitina immersa nella foresta, stupendo, in mezzo ai cervi, falchi, chilometri di nulla, buio pesto. Una volta mi sono perso col mio amico a fumare la tromba nella foresta, non c'era luce, non c'era niente, cazzo, e lì ci spaccavamo la legna per scaldarci, la usavamo nel caminetto, bellissimo. Io all'epoca sì, pescavo, quindi si mangiava il pesce che si pescava, il capo cazzava. Io no, anzi andavo via vestito da discoteca, però mi mangiavo il cervo, quindi capisci, della serie non volevo, però il prodotto finale, una volta nascosto il processo che ci stava prima, me lo mangiavo. D'altronde è impalpabile psiche umana, perché mangio che si raffredda. E lì c'avevo in affitto in nero sto appartamento di 3 piani, sotto stava la proprietaria, nel mezzo c'era la cucina, un bagno con la vasca e non mi ricordo, e la camera del ciccio del figlio della proprietaria, che era lo spacciatore di tutta la regione, cosa non c'era sotto il suo letto. Dopo stavo con c'era un cuoco di Roma, un geometra che è abbastanza famoso, aveva fatto avere i lavori, aveva fatto lavori molto importanti a Londra, municipi, poi è molto gentile quello, ci portava sempre le casse di birra. Poi un periodo con mio ex collega che era un grande amico di Jesolo, di un paese qui vicino, no? Che adesso è qui in Italia, abbiamo mantenuto bene o male, insomma ci si vede ogni tanto. E là festini quasi tutte le sere, non ti dico che disastro. Quelle volte che restavo a casa è perché c'erano i festini a casa. Veramente, cioè il Ciccio era un personaggio, sto qua il figlio della padrona, bruciatissimo, proprio bruzzato, mamma mia, quello ormai aveva il cervello fuso. Era tipo, se hai visto Trainspotting, Spud più grosso, più ciccione. E poi lì avevo fatto anche il college, solo esclusivamente per dire ho fatto il college, cioè perché mi piaceva l'idea, no, di entrare e vedere questo posto con la mensa come nei film, no? Nei telefilm che vedevi stranieri, mi intrippava solo quello. Per il resto l'unica cosa che ho imparato probabilmente è che le caramelle che avevano là ti facevano la lingua blu, ecco. Poi mannaggia, avevo trovato anche la morosetta e lì era finito il divertimento, perché in Scozia l'italiano molto ben visto, molto ben visto. E lì lo stipendio era settimanale, così come anche l'affitto. Io l'affitto me lo pagavo tranquillamente con le mance, e anche altro mi pagavo con le mance, perché veramente mance prendevi un casino proprio. Ciao, io e l'altro ragazzo eravamo quasi sempre da soli, tranne mi pare il sabato sera. Comunque eravamo i capisala, quindi prendevamo in percentuale più alta. Cazzo, se una tavolina di 2 persone ti lascia così 5 pound, che sono 15.000 lire, fai un po' i conti, cavolo. Veramente bella vita. L'affitto pagavo 50 pound alla settimana, 150.000 lire alla settimana, e la casa insomma era grandina, io avevo la camera in mansarda, bellissimo, era sull'oceano, l'oceano lo vedevi bene dalla cucina.
La mia stanza invece no, perché buttava nella torre. Ero davanti a un campo da tennis e una torre medievale. E era 300 metri al lavoro, anche lì, molto comodo. Per andare al lavoro passavo per la spiaggia, mi ricordo sempre, qua vabbè le mie fisse mentali, io passavo lì, toccavo l'acqua e dicevo io sono nell'oceano. Cioè era bellissimo perché, come ti ho forse già spiegato in passato, un conto è vivere un posto molto diverso dal tuo come vacanza e un conto è entrarci veramente, cioè viverlo, viverci, essere parte di quel posto realmente, no? E lì era fantastico, io avevo tante compagnie perché veramente attacchi i bottoni in una maniera incredibile in Scozia, cioè ragazzi che fanno una battuta e ti ritrovi a casa loro a bere e dopo ti ritrovi a casa di altre persone ancora, mamma mia. Sì, gente un po' alla Trainspotting, quello sì. Non proprio come Trainspotting che li vedi là in mezzo allo sporco eccetera, però lì sì, alcol e droga è il loro pensiero fisso. Infatti le ragazze forse per quello stravedano per l'italiano, dicono cazzo almeno uno che gli tira e non pensa a drogarsi. Era un bel paesino, strano, Ayr, nell'Ayrshire. Aveva tante viette parallele, piene di negozi. Adesso è arrivata la crisi anche a loro, hanno chiuso tutti. Però negozietti tipo uno, sai, che vendeva quelle cose per cucire, qualche piccolo accessorio per la casa, poi quello che vendeva solo i colori, quello che vendeva solo le caramelle, cioè tantissimi negozietti, no? E c'era il cinema, c'erano un sacco di pub bellissimi, c'era anche il Treehouse, locale storico, tante belle discoteche, il Club de Mar, il Madison, c'era stato anche Puff Daddy, cioè locali molto rinomati. Beh, pensa che da noi per entrare in un locale diciamo tra virgolette rinomato, credo che in certe serate non so quanto ti paghi, 50 euro, non lo so, più le consumazioni assurde. Lì per andare ad esempio in questo Madison io pagavo, che era la più cara di tutte, 4,50 £, e tieni conto appunto un pound era 3.000 lire, cioè fai un po' i conti. E un cocktail dentro o una pinta di birra veniva 3 pound, anche il cocktail, sì, cocktail intendo tipo un Bacardi Cola per capirci, 3 pound, 9.000 lire, figurati qua se non lo paghi neanche 9 euro, assurdo. E dopo dicevano che l'alcol costava, che tutto costava, no, assolutamente no, te lo confermo, solo le sigarette costavano, un pacchetto da 20 costava 15.000 lire. Poi cos'altro c'è? No, c'era veramente di tutto, perché c'è sta cittadina veramente molto tenuta bene, perché gli scozzesi nei paesi sono veramente molto puliti, tutto ben curato, l'erbetta tagliata, tutto molto bello, molto pulito e ordinato. In riva all'oceano, con un statore appunto medievale, tutti i monumenti, c'era la corte dei giudici enorme, anche questa tra virgolette in riva all'oceano, nel senso che tra la corte dei giudici, questo palazzone enorme ma in stile anche un po' antico, quindi era bellissimo da vedere, color tieni conto rosso cervo, tipo un po' strano come colore, un po' su rossastro, no? E dietro aveva questo immenso prato verde bellissimo, veramente bello, quindi tu vedi il prato, poi queste colline, l'oceano, bello. E questa era la strada che facevo per andare al lavoro, no? Bello, bellissimo. Stazione dei treni, cinema, taxi ovunque, ristoranti italiano che dove lavoravo io, c'era le gelaterie, ristorante cinese, c'era di tutto, veramente una pacchia di città, c'era proprio di tutto. Ecco, vedi, con un bicchiere di rosso ti parlo a random, no? È bello però rispolverare i ricordi, soprattutto questi ricordi. Per me per ora è la parte più figa della mia vita, veramente, quel periodo in Scozia. Non forse per quello che ho fatto, che per carità ho fatto di quelle cose, di tutto e di più e veramente molto intensamente, cioè tutti i giorni, ma l'importante è la cosa che ha dato più valore al tutto è l'enfasi che io ci mettevo, anche il discorso che ti dicevo prima, che io passavo, toccavo l'acqua e dicevo io sono nell'oceano, cioè io veramente provavo un senso di grandezza, di immensità, di orgoglio, di tantissime emozioni tutte assieme, no? E dire e pensare quella cosa, però dipendeva anche da me, cioè non era tanto una cosa che facevo intenzionalmente, era automatica, però vedi, l'enfasi che ci mettevo, o che comunque in generale tu ci metti nel fare le cose, no? È quello che gli dà il valore alle cose, no? Ah, c'era anche in questa città, sempre ad Ayr, ogni tanto in pausa pranzo andavo a bere la birra
Sì, io bevo una birra piccola, ero già intrigato a bere quella, non per l'alcol, proprio per la quantità. Io sono sempre stato piccolino, magro, cioè non mi stanno 2 o 3 pinte, proprio fisicamente non c'è spazio. E in questo pub, che era in una chiesa sconsacrata, ma anche una bella chiesa, proprio antica, grande, con sto lampadario enorme, i bagni che andavano dentro l'altare, e non c'era la musica. Non mi ricordo mai il nome, perché è una catena. Un'altra era anche a Glasgow, in piazza, non mi ricordo neanche il nome della piazza, quella piazza dove fanno il rito dell'accensione delle luci, sai che alla mezzanotte, non mi ricordo a che giorno, in tutto il Regno Unito accendono le luci di Natale, fanno il conto alla rovescia, i fuochi d'artificio, eccetera. È molto bello, molto bella anche quell'esperienza, ho fatto anche quella. Bello, bello, molto bello. Quella sera ero ubriaco, mi sono limonato non so quante tipe in treno. Guarda che a raccontarla così uno non ci crede, ma è vero. Cioè là è veramente, o almeno era quando ci sono andato io, estremamente diverso da qua. La gente, cioè tu potevi avere quante ragazze volevi, è una roba incredibile, roba assurda. Poi io ho trovato l'amorosa, la Natalie, mannaggia, Yuri, no, ste robe. E mi ricordo spesso, cioè più lo stato interiore che avevo quando facevo questi ragionamenti lì in Scozia, no? Che io volevo starci ancora, ancora un anno circa, no? Perché bellissimo finché vuoi, però sai, una volta che hai iniziato a camminare hai voglia di proseguire. Cioè, come quando vai a vedere i posti, sì, ok, bello, ti fermi alla cascata, bellissima, però dopo hai la voglia di andare a vedere cos'altro c'è. E avevo questa voglia di andare a vedere cos'altro c'è in giro per il mondo. Sì, spacca. Avevo questa fissa della California, no? Io insistevo la California, però non avevano contatti e vabbè, mi avevano, diciamo, tra virgolette, trovato un posto in Australia, e io però in Australia non so perché, posto stupendo, però boh, sa il nome, non volevo andarci. E così intanto ho detto finiamo un attimo questa esperienza in Scozia, stiamo qua un altro bel periodo, no? Un altro anno. E avevo pensato di portarmi la macchina, no? Io avevo una macchina in Italia, però dopo, e qui torna al discorso che ti ho anticipato dello Stato, no? Però ho detto, cazzo, bella la macchina finché vuoi, una barchetta rossa bellissima, cabrio, cerchi in lega e tutto quanto, no? Però ho detto, cazzo, ma quanto bene sto io, senza rotture di coglioni di benzina, bollo, assicurazione, multe, revisioni, e mamma mia, chi più ne ha, chi più ne metta. Cioè neanche in taxi andavo, il taxi l'avevo preso 2 volte. Una volta perché mi ero perso in giro per il mondo e una volta così, la prima volta per provare, ero andato a fare la spesa, tutti prendevano il taxi per andare a fare la spesa, ho detto ma sì, provo anch'io. E così l'ho fatta, no? A titolo così di esperienza. Però vedi, anche lì mi ero abituato bene, l'unica cosa che avevo era l'affitto, quello sì. Però sai, era settimanale, è bello questo discorso del settimanale, stipendio settimanale, affitto settimanale, perché lì probabilmente molta gente arriva più difficilmente a fine mese rispetto a noi, perché là si usa veramente tanto scialacquare, cioè capisci? Dallo shopping, ma soprattutto al bere, alle droghe, alle cene fuori, e quindi chiaro che dopo la gente non ha i soldi all'affitto, no, qua, no, là, allora insomma probabilmente, deduco io, si sono adattati dando gli stipendi settimanali, chiedendo gli affitti settimanalmente, e ho visto che è una cosa molto molto comoda, molto anche rilassante. Vabbè dai, basta con sta Scozia, sembra che parla della Scozia, sembra non parli d'altro. No, non è vero, però con gli amici sì, la tiro fuori sempre. Molto indolore.